Bentornati carissimi spettatori meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Estese gelate in pianura padana inizio settimana ma anche domenica, con gelate intense soprattutto sul comparto centro-orientale del Veneto ma anche su gran parte della Val Padana, specie in Emilia Romagna. Ma guardate l'anticiclone come rinforzerà sulla nostra penisola e gran parte d'Europa, portando temperature sopra la media del periodo su gran parte del territorio europeo, mentre le temperature saranno ancora leggermente sotto la media sulle regioni ioniche. Ma guardate, l'anticiclone continuerà a rinforzare da sud-ovest, portando un netto rialzo termico, temperature calde molto anormali. Per il periodo saremo su valori tipicamente primaverili, infatti su gran parte delle zone montane toccheremo valori anche oltre i 13 gradi, con zero termico attorno ai 3500 metri. Infatti se andiamo a vedere dalla grafica mostriamo questa intensa bolla d'aria calda che dall'Africa giungerà proprio sulla nostra penisola, proprio sul Mar Ligure. Si formerà una bolla d'aria calda anche con probabili picchi di 15 gradi su questi settori e quindi valori nettamente primaverili. E mentre guardate sul nord-est Europa questa saccatura fredda che riuscirà ad interessare in modo intenso soprattutto l'Europa orientale. Qui avremo invece il freddo con temperature sotto la media del periodo. Insomma, non avremo nessun attacco freddo, continuerà la persistenza dell'anticiclone fino al weekend. Ci sarà il tentativo di una piccola saccatura in sfondamento sulla Danimarca che proverà a raggiungere i settori balcanici nella giornata di sabato, ma questa saccatura non riuscirà a provocare alcuna precipitazione sull'Italia e anzi rinforzerà l'anticiclone e si collegherà con alta probabilità con un anticiclone posizionato sulla Russia e di conseguenza un netto ricompattamento del vortice polare che in queste settimane continuerà a rinforzare. Insomma, non avremo assolutamente la possibilità fino all'inizio di febbraio di alcuna precipitazione, quindi clima siccitoso, temperature sopra la media. Guardate l'espansione di questo anticiclone che occuperà tutta l'Europa praticamente, proprio i giorni della merla, fine mese l'anticiclone guardate sarà su tutta Europa. Il fattore più importante e caratteristico dell'alta pressione sarà il ritorno delle nebbie molto diffuse sulla Val Padana. Qui avremo ancora dei valori minimi sulle pianure compresi tra i 0 e 2 gradi, mentre in quota saranno decisamente oltre i valori minimi, tra i 4 e 5 gradi e i massimi invece attorno ai 13-15 gradi. Insomma, veramente un'anomalia stagionale che ci accompagnerà per 2 settimane molto probabilmente, quindi insomma dovremo fare i conti con una netta fase stabile e secca. Inverno quindi che non si farà più vedere, molto probabilmente tornerà nel mese di febbraio, ma insomma non dobbiamo farci troppe illusioni e ad ancora fare ipotesi perché siamo ancora su una fase in cui i modelli non possono ancora prevederla. Quindi rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.